Buongiorno a tutte e a tutti, è un'emozione essere qua. E come hanno fatto i ragazzi, non posso che partire dalla Carta Costituzionale, quella Carta Costituzionale a noi così cara che sancisce dei diritti inviolabili per noi come persone e come cittadini, diritti che venivano richiamati alla salute, a un lavoro dignitoso e sicuro, ma anche al diritto della libertà di impresa, che però non deve arrecare danno alla collettività. Questo è il nodo fondamentale. Nel caso dei FAS, invece, il danno è stato arrecato. È stato arrecato ai lavoratori, è stato arrecato alle loro famiglie, è stato arrecato ai cittadini, alle cittadine di questo territorio. Tutti piegati questi diritti della Costituzione agli interessi economici di un'azienda, di un sistema produttivo che ha riversato per anni questi inquinanti eterni nell'ambiente. Quanto successo, lo dicevano i ragazzi, ci deve essere di monito, perché è espressione di un modello di fare impresa che mette al centro il profitto a scapito della collettività e del bene comune, un modello, ai noi, che non è ancora stato superato. Auspichiamo che il procedimento giudiziario si concluda in tempo utile per accertare e sanzionare tutte le responsabilità, evitando di cadere nel rischio di prescrizioni relativi a diversi reati. Al momento però sono tante le criticità ancora irrisolte che meritano una risposta dopo quasi 12 anni dalla scoperta della contaminazione da parte delle autorità. Siamo circondati dai FAS, inquinanti eterni, perché non smaltibili. E noi non vogliamo più trovarci di fronte al dilemma, per le persone che vogliamo rappresentare, tra la tutela della salute, dell'ambiente e dell'occupazione, del lavoro dignitoso. L'obiettivo deve essere quello di superare il prima possibile con la messa al bando di questa sostanza e dobbiamo agire proattivamente con iniziative che ci aiutino a garantire i diritti della Costituzione e per noi anche quello della tenuta occupazionale del Paese, della salute, dell'ambiente. Come CGIL siamo impegnati nella tutela del lavoro e dell'ambiente e della salute e vogliamo mettere in piedi, e lo stiamo facendo, percorsi di formazione per i delegati, per i lavoratori, per le lavoratrici, perché serve maggiore consapevolezza dei rischi che si corrono nel lavoro e delle sostanze che si utilizzano. Vogliamo lavorare per riconoscimento, lo stiamo facendo, delle malattie professionali legate a questi danni, perché le persone che si sono ammalate per il lavoro devono avere una tutela da parte delle istituzioni. Ma vogliamo anche guardare al futuro e migliorare la nostra capacità di contrattazione e spingere e sollecitare le aziende ad investire in innovazione, in ricerca, a lavorare con le università. Le imprese non devono arroccarsi su posizioni conservative che guardano all'oggi senza guardare al domani, al futuro delle giovani generazioni, perché si rischia di restare indietro e di restare indietro continuando a utilizzare sostanze nocive che creano già un danno irreparabile, che produrranno solo crisi occupazionali, crisi economica e sociale del Paese. È fondamentale poi il ruolo delle istituzioni che devono sostenere queste transizioni con scelte precise di politica industriale e individuando e dando sostegno alle best practice già esistenti. Le istituzioni devono sollecitare gli studi, le analisi dei danni, devono sollecitare le soluzioni e devono aiutare il sistema paese ad andare verso una direzione nella quale la tutela dell'ambiente, della salute delle persone sia al centro. L'inerzia istituzionale che abbiamo visto in questi anni e che in alcuni casi vediamo ancora impedisce di attivare la sorveglianza sanitaria diffusa nei luoghi di lavoro per la popolazione estesa. Servono delle norme stringenti a difesa delle persone, a difesa dei cittadini, a difesa dei lavoratori, visto il numero elevato di prodotti a noi che ancora vengono prodotti con i FAS e che ci portano a contatto. Grazie.
Grazie.